Poi ti convince. Ma non riesco a scegliere che colore abbinare ai blue jeans. Beh, direi il rosso. Forse hai ragione tu, Mauro. Credo che opterò per questo. Buona scelta. Ma sai, Mauro, per stasera alla fine stavo pensando che io non so che cazzo dirle. Dai, ti aiuto io. Così. Sto andando a provare. Io ti dico le frasi, tu le provi a ripetere per memorizzarle. Cosa dici? Io credo che potrebbe funzionare. Allora, potresti dirle tipo: Laura, ti vedo bellissima stasera. Ti metterei una mano. Forse è meglio Oh, provare capito? forse è meglio provare con un'altra frase. Proviamo, guarda, io ci sto. Tipo, potresti dirle: i tuoi occhi sono come stelle nel cielo d'agosto. Beh, figa, mi piaceva lì. Eh sì. Ci siamo quasi quasi. Dici che funzionerà, Sì. vero? Potreste. Prova magari con. Spero che oggi sia per sempre. Beh, sto a luce che mi ciavare. Sì, vabbè, allora a sto punto di aria di stirate studente che ti mette fin panza. Laura, tu sei la ragazza più importante di tutta la mia vita. Vuoi sposarmi? Comunque Mauro, con questa tua volgarità non andremo da nessuna parte. Però anche se te l'altro di notte scherzavo. Dunque, questa è la mia camera, forse dovrei dire la nostra. Effettivamente questa cena è la prima volta che la vedo. Carina, bella, sì, mi piace. Ma quanta fretta, almeno metti un po' di musica, una canzoncina. Beh, sì, forse hai ragione. Ho proprio quello che ci vuole. Ah sì? Caro. Volevo che tutto fosse perfetto per questa. Dai Gigi, vieni qui, dai. Bello, la mia prima volta. Beh sì, pensa che ho dovuto iniziare un finto matrimonio per portarti a letto. Non Se è... no non me la davi mica. Ma che... Oh! Io credevo mi avresti fatto i complimenti per la bella idea. Non è possibile! Vediamo cosa succederà adesso. Mazza, ho preso anche gol.